Siamo all'Osteria al Portico insieme con Claudio Breda, autore di un libro che si chiama I Fire da Falzè. Cosa racconta in questo libro e perché si chiama proprio così, I Fire? Chi erano i Fire? I Fire è un soprannome di un ramo dei Breda, originario da mio bisnonno Marino, che fece il militare sotto l'Austria-Ungheria, sotto Checco Beppe, come si diceva allora, e ottenne un grado militare che i paesani l'hanno tradotto in Fire. Noi adesso siamo nell'Osteria al Portico, l'ha citata in questo libro. Che cos'era all'epoca? Intanto adesso al Portico è un nome nuovo, una volta si chiamava Bofot, che è un soprannome dei Donadelle, i proprietari di questa osteria. Una volta addirittura passava la ferrovia e qui c'era il magazzino, una specie di magazzino dove mettevano le merci, spedivano le merci verso Ponte Priula o Pieve di Soligo. Claudio Breda, com'è stata la sua ricerca? Allora, ho lavorato tanto, però prima di tutto ci ho messo passione, per amore verso la mia famiglia, il mio paese. E tutto questo mi ha fatto scoprire tante cose che vedrete scritto, che leggerete.